Wallace. Sicuri avete sentito il nome di William Wallace, l'eroe scozzese interpretato da Mel Gibson dal famoso film Braveheart. Difensore senza pass dal reame scozzese quintri da inglese, Wallace è stato chiappato, processato, picchiato e fatto a tox dai suoi nemici. E c'è caratteroso inglese, ovvero anche al Friuli, via Palette di Miec, ha avuto un suo eroe. Si chiamava Marc di Murus e come vi conterai la sua storia, restata platata per tanto tempo. Marc era un nobile vivuto fra la fine del 300 e la prima metà del 400, membri di antica famiglia dai Darchians e signor di Murus. Dentro dal patriarcato di Aquilea, il Stato furlan indipendente di quei teams, Marc aveva una incarica importante, che è di confenoneir, che vuol dire di quarta bandiera dal Stato. Per via di questo, era un dei consiglieri e dai difensori più vicini dal patriarca, che in quei anni era Ludovic Tech. E sapendo di lui per via che dal 1986 sono saltati fuori dai documenti scritti dal 600 da Richard di Darchian, un discendente di Marc che lavorava alla segreteria vaticana a Roma. Questi chiartis, platadis per precauzione fra la coperta e il cartone di un libro, erano chiartis comodis, perché chiacchieravi in mal di una delle grandi potenze dall'epoca, Venezia. Torniamo allora dal 1420, quando la Repubblica di Venezia era devora a vincere la sua guerra contro dal patriarcato. Quasi tutta la nobiltà furlana di che volta, già spartita in pifazioni e mieggia comprata dai veneziani, a chiaviare li porti dai chischieie, dalle città a invasori, facendo atti di sudizione. Ma Marc, no. Marc era stato fedele al patriarca e alla bandiera furlana che aveva giurato di non mollare mai, neanche dai peso pericoli. Così, sarà dentro tal suo chischie, ne voleva saveni di fassi veneziani, preparando una via di fuita per Sofì Pileu. È chiaro, Venezia non poteva sopportare questi esempi di resistenza e così ha attaccato la sede al Chistiel di Murus con un gruppo di uomini armati e macchine belliche per fare un po' di show che ad esempio Murus da Besol non avrebbe mai potuto resistere alle forze veneziane e così dopo qualche giornata Marc è stato chiappato e serato dalle prigioni dal Chistiel di Udine, che intanto era diventato la sede del potere veneziano in Friuli. Invasori, nuovi sparons dal Friuli, provavano a convincerlo di accettare la nuova dominazione, ma lui non sentiva bene da che orella. Venezia per solita confermava sempre i poderi che i nobili furlans avevano già sotto dal patriarcato. Così vindaviò di questa decisione di Marc come un esempio di fedeltà estrema al suo signor feudale, ai suoi simboli, portati con onore e bravura dalla sua famiglia per generazioni. Venezia non poteva accettare un affronto del genere. Così ha deciso di condannare a morte Marc e fissare la sua esecuzione pubblica in Piazza Libertà a Udine. Il dì prima dell'esecuzione, però, via Palanot, Marc è stato schiaffoiato. Forse per evitare che potesse dire altro, proprio come Braveheart, giusto prima che lo giustiziassero. Sicura è che al 19 di marzo del 1421 il corpo senza vita del difensore dall'insegni del patriarcato al menato sul patibolo la che enchia si muart ha tagliato il chiave per far sapere a tutti i castellani cosa avrebbe portato ribellione contro dominante. A no, dal 2023 si resta la storia di un uomo che l'ha fatta dalla sua vita fino all'ultimo momento un esempio di vera nobiltà di cuore e di fedeltà alla parola data. Se tu ci dici che tu puoi fare l'impianto proprio wedding, non la sa, un like e un'iscrizione, dai, muoviti, dai, veloce, che si vediamo alla prossima. Iscrizione e like, muoversi.